Dopo i due sit-in fatti in via Roma davanti al municipio di Porto Empedocle, manifestazioni di protesta che non hanno prodotto alcun risultato, gli operatori ecologici oggi manifestano in prefettura. I lavoratori della CISL, con il suo segretario Maurizio Sai, hanno chiesto al prefetto di Omede un incontro e la convocazione di un tavolo di raffreddamento delle imprese che si occupano della raccolta dei rifiuti da cui dipendono i netturbini. Lo sciopero è però già stato annunciato. Mercoledì i netturbini che prestano servizio a Porto Empedocle dovranno incrociare le braccia. I lavoratori sono senza stipendio da 8 mesi. Durante i passati sit-in non hanno fatto mistero delle loro drammatiche situazioni finanziarie, esplicitamente hanno detto di non poter più pagare le bollette, di non avere soldi per fare la spesa e dunque per dare da mangiare a mogli e figli. Il problema comunque Porto Empedocle è la punta dell'iceberg, ma è un problema che vorremmo risolvere su tutta la provincia di Agrigento. Il problema della gestione del servizio dei rifiuti è un problema ormai atavico che sta mettendo in difficoltà i bilanci di tutte le amministrazioni comunali. Ripeto, a Porto Empedocle è ancora più grave perché c'è un dissesto finanziario, ci sono dei debiti pregressi e il Comune non riesce a far fronte al pagamento delle fatture alle imprese che di conseguenza non riescono a pagare i lavoratori. Oggi in prefettura chiederemo in questo tavolo di discutere e faremo una proposta per la risoluzione definitiva del problema, perché non possiamo più continuare, perché ormai da qualche anno che continuiamo periodicamente a lamentarci di questa situazione. Quindi chiederemo di sviluppare un progetto, una proposta per risolvere definitivamente questo problema, perché assolutamente chi lavora ha diritto all'equo stipendio che venga pagato regolarmente per dare la possibilità alle famiglie di vivere con dignità. Oggi abbiamo questo sit-in qua in prefettura per gridare fortemente la situazione dei netturbini di Porto Empedocle. Una situazione alquanto disastrosa, 8-9 mesi maturanti di stipendi, ci sono lavoratori in questo sit-in che non possono partecipare perché non hanno neanche la benzina per salire da Porto Empedocle ad Agrigento. Siamo in una situazione molto disastrosa. Qua la gente, i lavoratori non possono più ritornare a casa per i problemi familiari, perché vedono i bambini piangere perché non hanno da che cosa mangiare. Ci sono delle persone che cadono ammalate perché non hanno neanche le medicine per curarsi, perché non possono andare in farmacia a andarla a comprare.